nessuno piacciono le tasse, neppure il governatore Zaia, che infatti in regione non ha applicato alcuna addizionale IRPEF fino ad ora. Ma per completare la superstrada pedemontana non v'è altro rimedio e quindi da gennaio 2018 i veneti con redditi superiori a 28.000 euro al mese si troveranno a sborsare questa tassa di scopo. Noi, in tutta sincerità, non serviva una tassa, perché noi abbiamo chiesto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, ma in virtù di una legge che c'è, che si chiama Fiscal Compact, noi siamo obbligati ad avere un'uguale entrata a bilancio. Il bilancio della regione non ne aveva bisogno, ma contraendo un mutuo da 300 milioni di euro, la legge è chiara. Una deroga su questo il Veneto l'ha già chiesta. Noi stiamo oggi subendo questa norma, tant'è vero che ho chiesto al governo di darci deroga a questa norma, come l'ha data ad altre realtà, una per tutte la Campania. Se la deroga verrà concessa, il Presidente ha numerose idee per usare questi soldi per coprire i tagli governativi in materia di disabilità, scuole paritarie, trasporto pubblico. Il 70% della tassa, aggiunge il Governatore, lo pagheranno poco più di 100.000 persone in tutta la regione, i redditi più alti, e il beneficio è evidente a tutti. Lo spiegherà il Governatore, intervistato dal direttore Luigi Baciali in uno speciale focus che andrà in onda su Rete Veneta stasera alle 21.05 e in replica domenica alle 15.30. E se siamo a questo punto sulla pedemontana, aggiunge Zaia, non è colpa della regione che votò a favore dell'autostrada pedemontana nel 1999 e invece ci fu una grande protesta da parte dei comitati locali che pretesero di avere non l'autostrada ma la superstrada pedemontana veneta. Ci siamo portati a casa 95 km sempre di infrastruttura. Non è più larga 25 metri di carreggiata ma 24 metri 50, quindi abbiamo risparmiato mezzo metro e ovviamente con 16 caselli tutti a pagamento. Questo è quello che è accaduto.